Venezia come Chicago negli anni 30, sconcerto per la sparatoria in piazza Mercato a Marghera, un regolamento di conti in piena regola senza precedenti per la città. Il quartiere contro la proposta dell'assessore Gianfranco Bettin di chiudere i bar, il timore che Marghera muoia. Continua la nostra rubrica semiseria Le Pagelle, il giornalista Carlo Mion ospite nei nostri studi per dare il voto ai personaggi della settimana. Benvenuti a questa edizione del TG di Televenezia. In apertura un fatto inaudito per la città. Il giorno dopo la sparatoria che ha seminato il panico in piazza Mercato a Marghera, la città si interroga sui violenti che spadroneggiano nel quartiere. Un regolamento di conti, secondo la polizia, che ha portato alla morte un macedone e in fin di vita un suo connazionale. Ma il morto forse è stato ucciso per errore. Secondo alcune indiscrezioni il vero obiettivo era il ferito. Siamo andati a raccogliere le testimonianze, ma prima vediamo cos'è accaduto ieri sera. Sono circa le 20 quando nel bar Aido Porte di piazza Mercato di Marghera vengono sorpresi due macedoni seduti ai tavolini all'esterno del locale da 3 individui, forse dell'est. 10 colpi di pistola che hanno squarciato la calma della domenica sera nel centro del quartiere nell'ora dell'aperitivo. Seduti davanti al locale erano in 7, quasi tutti muratori dipendenti di imprese gestite da connazionali e tutti di nazionalità turca. All'arrivo dei 3 killer, 2 giovani si alzano, capiscono che sono lì per loro, cercano di scappare. I primi spari finiscono in mezzo alla gente, scatta un fuggi-fuggi generale e Aydin Isaac, di appena 33 anni, marmista, scappa verso la Coop e si infila in una stradina, ma ha 4 colpi d'arma da fuoco nell'addome e stramazza a terra morente davanti ad una punto bianca. L'altro sceglie di cercare rifugio nel bar, si infila nel bagno. La titolare cinese, come in una scena da film western, si nasconde sotto il bancone. La polizia trova Elams Gunev, anche lui 33enne, camionista con 4 colpi al torace in fin di vita e ora è in ospedale e sta combattendo tra la vita e la morte. La squadra mobile sta dando la caccia ai 3, anche se a sparare pare sia stato soltanto uno di loro. Forse una telecamera del municipio puntata sul bar potrà svelare l'identità dei killer. Intanto si sta riprendendo, sta uscendo dall'emergenza anche il ferito e forse nei prossimi giorni potrà parlare. Intanto stamane in piazza Mercato a Marghera non si parlava d'altro, anche se per molti il fatto era stato ampiamente annunciato da mesi da lite e risse nei bar. Siamo delle persone che a sera stiamo a casa perché abbiamo paura di muoversi. La paura è palpabile quando si arriva in piazza Mercato a Marghera il giorno dopo la sparatoria avvenuta proprio in centro a pochi passi da piazza Municipio. La sensazione, parlando con la gente, è che stiano prevalendo i soggetti violenti e negli ultimi anni è stato un crescendo, secondo chi abbiamo intervistato. Si fa fatica ad andare in giro. Ieri io tornavo dal lavoro e sono stata bloccata con l'autobus là. Ma mi guardavo la gente intorno ero circondata da persone non proprio raccomandabili, ecco, quelli che guardavano. Giurato, scherziamo, perché la prostituzione, diciamo, stavano nella strada alta e non si muovevano di là, era un circolo chiuso. Adesso sono rientrati perché qua trovano più calma, più tranquillità. Alcuni bar della zona sono infatti ritrovo abituale di extracomunitari, soprattutto kosovari e albanesi, ed è su alcuni di essi che si concentrano i timori dell'opinione pubblica, poiché spesso in preda ai fumi dell'alcol si alzano i toni e scoppiano risse per futili motivi. Cominciano alle 5:30 in fondo là, oppure vengono qua che fanno baruffa, bevono un bicchiere di birra così grande e fra di loro fanno casino. C'è più extracomunitari che italiani qua. No, è un problema. Sicuramente è un problema. La paura scatta di sera. Il centro di Marghera si spopola e i residenti si chiudono in casa. Anche se questo è il primo caso così grave avvenuto nella piazza del centro, negli ultimi tempi si è diffusa una maggior diffidenza nel vivere la città dopo il tramonto. Marghera comincia a essere un po' invivibile alla sera, diciamo. Usciamo meno, non usciamo proprio. Quando comincia il buio, specialmente d'inverno, non ci si muove più. Il quartiere non sa più come uscirne, i controlli non bastano e i residenti chiedono la certezza della pena e meno indulgenza da parte dei giudici. La proposta dell'assessore all'ambiente Gianfranco Bettin di chiudere i bar non piace a tutti. Già la crisi ha costretto molti esercizi commerciali a chiudere e costringere anche i bar rimasti ad anticipare la chiusura potrebbe essere la fine per la vita del quartiere. Soluzione che dicono che siamo
razzisti. No, bisognerebbe fare tanti controlli e chi che non è in regola mandarli a casa sua. E quando fanno qualche cosa che non va, no? Bisognerebbe non metterli, la polizia fa tanto il suo dovere, poveretti, e dopo quando vanno dal giudice, ma non ha fatto niente, mettiamoli fuori e così ricomincia. Quei pochi che restano aperti probabilmente decideranno loro stessi di chiudere. Non lo so quanto giusto sia, però vuol dire che la gente vuole questo. Se nessun altro esce e la città resta in mano a queste persone, allora forse vale la pena di chiudere. Se invece uscissimo di più anche noi, forse queste persone si allontanerebbero, ma comunque debellarle sarà difficile. Ecco. Ma non è a chiudere i bar che si risolvono i problemi è di non dare i bar a tutti i cinesi, a tutti gli stranieri, perché a Marghera, ma non solo Marghera, anche via Piave, via Mestre, perché hanno in mano tutto loro? E sempre ieri la vita violenta non ha risparmiato nemmeno Mestre. Le vittime questa volta sono stati due coniugi di 77 anni lui e 75 lei che stavano passeggiando in via Fiume. Un individuo alto con un bomber si è materializzato alle loro spalle, ha tentato di strappare violentemente la borsetta alla donna e visto che resisteva l'ha spinta violentemente a terra. Il marito ha cercato di difenderla ed è stato fatto cadere pure lui. Alcuni giovani che si trovavano all'interno di una lavanderia hanno visto la scena e sono intervenuti bloccando il rapinatore. Si tratta di un cittadino ceco, Muchayan, di 27 anni, con precedenti per reati commessi nel veneziano. La coppia se l'è cavata con 7 giorni di prognosi. E parte il processo a Renzo De Cleva per l'omicidio di Lucia Manca. Il dibattimento partirà mercoledì. L'informatore farmaceutico ha chiesto il rito abbreviato e intanto sono emersi altri particolari dell'indagine che in qualche modo aggravano la posizione di De Cleva. Al via il processo sul caso Manca. Renzo De Cleva mercoledì comparirà nel banco degli imputati in un'aula del Tribunale di Venezia per la prima udienza del dibattimento che si terrà con rito abbreviato con l'accusa di aver ucciso la propria moglie Lucia Manca. Si tratta di un processo indiziario, gli stessi inquirenti non lo hanno mai nascosto. Non esiste la prova regina, la pistola fumante, ma forti tracce che portano alla conclusione sostenuta da mesi dalla procura, ossia l'omicidio. È ormai provato che De Cleva ha mentito più volte anche sul suo alibi. Non si trovava a casa sua, nel suo letto con Lucia, la notte precedente la scomparsa della moglie, ma sull'autostrada che portava a Sant'Agata, a Cogollo del Cengio, dove è stato trovato 3 mesi dopo il corpo di Lucia. Lo prova il tagliando del casello con una sua impronta. Non lavorò il giorno della scomparsa, come invece aveva raccontato ai suoi titolari. L'analisi dei tabulati del cellulare e dei filmati con il relativo incrocio di dati ha consentito di affermare scientificamente che mercoledì 6 luglio Renzo De Cleva si è allontanato da casa per andare ad accompagnare e poi a riprendere la moglie nella filiale dell'Anton Veneta di Preganziol, dove la donna aveva cominciato a lavorare da 2 giorni. Il giorno successivo De Cleva era già in movimento, prima delle 8 invece, e alle 9:26 viene localizzato vicino all'autostrada, dove i carabinieri sospettano sia andato a pulire in qualche autolavaggio l'auto, trascurando però il bagagliaio, dove sono state trovate tracce di saliva della povera Lucia. E sono in aumento i posti letto a tariffa agevolata che l'Università di Ca' Foscari mette a disposizione a Venezia e un aiuto in più quindi alle famiglie in un momento particolarmente critico. Qualche informazione per gli studenti che stanno pensando di scegliere gli atenei veneziani. Sono 2.500 gli studenti fuori sede arrivati a Venezia per studiare a Ca' Foscari, aiutati dall'housing office dell'università a trovare alloggio in città negli ultimi 2 anni. Circa 1 migliaio di studenti italiani più altrettanti stranieri giunti in laguna con i programmi Erasmus da ben 52 paesi con cui l'Ateneo è convenzionato. 663 posti letto dell'ESU e degli studentati privati convenzionati sono stati occupati da studenti negli scorsi 2 anni, più 450 posti in appartamenti privati. E proprio i privati hanno iniziato negli ultimi anni ad aprirsi maggiormente al mercato degli affitti agli studenti, offrendo posti letto e camere in appartamenti condivisi. L'housing office di Ca' Foscari, che ha appena compiuto 2 anni, ha il compito di supportare gli studenti a trovare alloggio, evitando la scelta di affitti a nero e assicurando supporto nella visita degli alloggi e nella stipula del contratto.
Un servizio sempre più richiesto, dato che turismo e studenti stessi fanno aumentare a dismisura gli affitti in città e la ricerca di alloggi si fa sempre più complicata e numerosa. Infatti non ci sono solo i numerosi studenti dell'anno accademico, ma si aggiungono anche gli stranieri che sbarcano in laguna d'estate per frequentare la Summer School e i corsi Erasmus Age. L'anno scorso sono arrivati in 220. Si aggiungono inoltre gli ospiti giunti per particolari eventi come il Palio Remiero e lo Short Film Festival, ma anche ricercatori ed insegnanti da tutto il mondo che si recano a Venezia per tenere corsi o svolgere ricerche. Infine, come segnala il rettore Carlo Carraro nel suo blog, l'Housing Office crescerà ancora, poiché grazie alla collaborazione con l'Ufficio Relazioni Internazionale e i feedback dei cafoscarini che hanno fatto con l'Ateneo un'esperienza all'estero, l'ufficio offrirà anche il servizio di Housing Outgoing, un supporto per gli studenti in partenza per l'estero, offrendo loro link ed indirizzi utili per trovare casa nel paese di destinazione. E intanto dilaga l'arte di arrangiarsi anche in rete. Sbarca nel veneziano il sito dove poter affittare il marito per effettuare piccole riparazioni a prezzi modici. Un'idea per chi è temporaneamente senza lavoro. Arrivano anche a Mestre i mariti in affitto. L'iniziativa, partita da un sito internet nel 2007, raccoglie una lista di uomini che si mettono a disposizione per svariati lavori domestici, come ad esempio fare la spesa e portare fuori il cane, ma anche piccoli lavori di idraulica e manutenzione. Ogni marito in affitto dispone sulla pagina web di una scheda completa con i dati personali ed il prezzo per ogni prestazione. Basta una telefonata al possibile candidato ed il gioco è fatto. Squilla da qualche giorno anche il telefono di Enzo Trevisan, idraulico 47enne di Mestre sposato, che ha deciso di provare questa nuova esperienza con l'assenso della moglie e ha subito spopolato. Il marito in affitto mestrino ha svolto finora lavori di idraulica, aggiustando rubinetti e sistemando tubi, e rispettando le regole ha rilasciato alla fine dei lavori la ricevuta fiscale. Finora a lui si sono rivolte soprattutto donne di una certa età e senza marito, e si è mosso per il momento nella zona di Mestre, ma considerato il successo raccolto sta pensando di allargare il giro anche a Venezia, giusto per portare qualche soldo in più a casa a fine mese. E intanto una veneziana ha raggiunto da sola in 5 giorni la cima del Kilimangiaro, scalando 5.895 metri, quindi circa 6.000 metri di montagna. Si chiama Silvia Trabucco, ha 42 anni, da 10 è residente a Zanzibar, è responsabile amministrativo della locale scuola internazionale, ma non ha mai perso la grande passione per la montagna e le ascensioni. È partita con una compagna, ma si è sentita male dopo 3 giorni di ascesa per l'altitudine e così ha proseguito da sola. Ha dormito nelle tende, camminava di notte e un giorno ha raccontato di aver visto sorgere il sole sul biancore abbacinante di un ghiacciaio che non si aspettava. E ora qualche secondo di pubblicità, rimanete con noi. Franco Oro Più. Il tuo oro, il tuo argento e il tuo platino pagati subito in contanti alla massima valutazione di mercato. Franco Oro Più lo trovi a Mestre, Marghera, Venezia, Jesolo e Caorle, a Trieste, a Belluno e a Schio. Entra nella filiale a te più vicina. Grande risparmio nei supermercati Ali e centri Aliper. Sì, con lo sconto 30% su tantissimi prodotti fino al 20 marzo per i possessori di carta fedeltà. Meno 30%, con la qualità di sempre. Ali Aliper. Migliora la vita, anche per il 2013. E ora le notizie dall'area metropolitana, ce ne parla Margherita Beato. In tutta la provincia di Venezia, da Chioggia a San Donà di Piave, i saldi sono stati una delusione. Secondo uno studio di Confcommercio, le vendite sono calate del 30% rispetto allo scorso anno, con una media di 78 euro a scontrino contro i 92 di media nazionale. Mercati rionali in ribasso. In un anno a Mira e Oriago i banchi sono passati da 90 a 60. In pratica è scomparso il 30% dei venditori ambulanti. A lanciare l'allarme è Tiziano Scandagliato di Confesercenti, che ha chiesto un incontro con l'assessore comunale al commercio.
Non è semplice cambiar nome. A una donna che voleva trasformare il suo Sandra in Alessandra, il prefetto di Treviso prima e il tribunale amministrativo regionale poi hanno detto di no. Niente di impronunciabile, nessuna cacofonia, nessun accostamento ambiguo, quindi resta Sandra. Un centinaio di cosplayer, ovvero chi si veste come un eroe dei fumetti o dei cartoon, ha invaso Conegliano per il primo raduno in centro storico. La sfilata dei personaggi fantasy, arrivati da tutto il nord Italia, si è svolta in uno scenario particolarmente suggestivo, quello del castello. Oltre 5 portafogli al giorno smarriti, dimenticati o rubati nelle strade di Padova. Dai dati dell'ufficio oggetti smarriti del comune risulta che si perdono sempre più cose, tra portafogli e oggetti di valore, oltre 2.800 pezzi nel 2012 contro i 2.330 dell'anno precedente. Il luogo dove si perdono più cose è l'autobus. Attenti ai telelaser. Fino a sabato 16 marzo la Polizia Municipale Padovana fa sapere che saranno piazzati in via Isonzo, via Tre Ponti, via San Marco, Corso Australia, Corso Kennedy, Corso Primo Maggio e via Due Palazzi. Tutte le postazioni saranno ben visibili con personale in uniforme. E siamo giunti, lo avete sentito dai titoli, alla nostra rubrica del lunedì dedicata a delle pagelle semiserie sui personaggi che hanno fatto parlare di sé durante la settimana. Oggi è venuto ad aiutarci in questa improba impresa Carlo Mion. Ed eccoci alla nostra rubrica Le Pagelle, siamo alla seconda puntata. La volta scorsa abbiamo cominciato con Lorenzo Mazzaro, oggi con Carlo Mion, giornalista della Nuova Venezia, nerista, ma non solo. In realtà Carlo Mion spazia un po' su tutti gli argomenti. Allora, intanto grazie Carlo Mion di essere con noi. Grazie a voi e buonasera a tutti quanti. Allora Carlo, diamo qualche voto ai personaggi che più si sono così in qualche modo imposti balzate sulle cronache dei quotidiani e dei notiziari. Io direi che comunque la vicenda Mantovani ha ancora tenuto banco anche questa settimana. La vicenda Mantovani è una vicenda che secondo me cambierà il Veneto, perché è troppo legata a un potere che c'è stato per 20 anni. E su questo voglio dire che un bel lotto io lo do sia al PM Stefano Ancilotto e sia alla Guardia di Finanza, che finalmente hanno messo le mani su qualcosa di cui tutti parlavano, di cui tutti si stupivano, ma nessuno aveva mai avuto il coraggio di guardarci dentro. Per 20 anni siamo andati avanti a dire che gli scandali erano a Roma, a Milano, Napoli, in Sicilia, che il nord-est non era stato toccato dal malcostume dei fondi neri, dal malcostume delle tangenti, del malcostume di qua, il malcostume di là. In realtà adesso finalmente si riesce a capire che le grandi opere realizzate negli ultimi 20 anni nel Veneto sono state, diciamo, caratterizzate anche da questo sistema di creare fondi neri e si suppone anche delle tangenti, perché per il momento i fondi neri non sono stati trovati e di solito i fondi neri servono per pagare tangenti. Per cui è un bel lotto a questi due personaggi, da una parte appunto Stefano Ancilotto, PM, e dall'altra il colonnello Nisi con i suoi uomini. Certo, senti, e cosa diamo alla Minutillo? Anche lei è stata protagonista questa settimana, perché insomma è l'unica che ha, dicono, votato il sacco, nel senso non si sa, è tutto segretato, ma insomma ha parlato per 6 ore e poi è stata mandata agli arresti domiciliari, e questo significa che con molta probabilità qualcosa ha detto, no? Allora la rimandiamo la signora Minutillo, perché per 6 anni comunque lei è stata anche lei della partita, è stata anche lei della cricca, no? Perché poi alla fine è sembrata ed è sicuramente l'anello debole della vicenda, e quindi forse ha fatto la cosa più utile negli ultimi 20 anni della sua vita, ha capito che così non poteva andare avanti e che conviene, diciamo, vuotare il sacco e conviene spiegare le cose come sono andate in questi decenni. Quindi la mandiamo a settembre con un 6 meno, diciamo, più verso l'insufficienza però. Senti, questa inchiesta però ha avuto grandi effetti anche su ripercussioni, diciamo, sugli enti locali, la regione, il comune. In regione hanno istituito una commissione, Zaia ne ha istituita una e anche il consiglio regionale ne vuole istituire un'altra. Contemporaneamente il
il sindaco ha deciso un reimpasto di giunta e ha presentato una lista dei lavori che la Mantovani dovrà affrontare nei prossimi mesi a Venezia. Tutto questo, insomma, a tutto questo possiamo dare un voto, cominciamo magari da Zaia, da Orsoni. Allora, Giunta regionale e Consiglio regionale, non ci dobbiamo dimenticare che questi che ci sono adesso c'erano anche prima, cioè i partiti che sono adesso in giunta che governano il Veneto sono quelli che hanno governato il Veneto negli ultimi 20 anni, per cui io credo poco a quelli che non si sono accorti, quelli che non c'erano, che erano disattenti. No, diciamo, per essere buoni mettiamo un NC, un non classificato, certo. Però credo che se vogliono arrivare alla sufficienza risicata devono far chiarezza e spiegare a tutto il Veneto come è stato possibile che per 6 anni questa cricca ha fatto quello che ha voluto. Io non credo che tutti quelli che sono lì dentro non se ne fossero accorti e magari non fossero anche partecipi in qualche maniera, senza accusare nessuno. Sì, siamo nell'ambito delle opinioni. No, opinioni naturalmente e ipotesi, perché poi alla fine, però, diciamoci la verità, stiamo parlando di lavori che la Mantovani ha fatto per conto di enti pubblici, cioè lì nei suoi lavori, diciamo dalle strade agli ospedali, a tutto quello dove la Mantovani ha messo le mani, c'era di mezzo anche il pubblico. Per quanto riguarda Venezia, gli stessi uomini a cui prima abbiamo dato 8, non tanto tempo fa, qualche anno fa, hanno messo le mani anche sul comune, no? Ricordiamoci gli scandali dei permessi facili, le licenze grazie a un geometra del Lido, poi non dobbiamo dimenticarci l'indagine sulla provincia, per cui voglio dire, anche quel potere che non è lo stesso potere che c'è in regione, alla fine negli anni si è macchiato di qualcosina, per cui la magistratura a Venezia possiamo dire che non guarda in faccia né destra né sinistra. Beh, anche se va detto che quelle inchieste, la Tangentopoli famosa del comune e della provincia, non è arrivata ai politici, si è fermata ai dirigenti e agli amministratori pubblici. Anche quella che in questo momento stiamo vivendo con la regione, con Mantovani, con Baita, per il momento siamo ancora a livello di imprenditori e a livello di forse di qualche impiegato, ma non di politici. Io non so se ci arriveranno o meno, perché il passo più vicino, e le cronache dei giornali hanno ben testimoniato, anche delle televisioni, è stato con Lino Brentan e la 4 e tutte quelle vicende lì. Lì sì si è sfiorato il potere politico, un potere politico che stranamente lì aveva convenuto a destra e a sinistra di lasciare fare a Lino Brentan. Anche lì per 20 anni non si sono accorti assolutamente di niente. Per cui dico... Diamo un voto anche a Lino Brentan? Lino Brentan merita per assurdo un 10 perché è stato zitto e si è beccato 4 anni e mezzo e non ha fatto il nome. Io non credo che Lino Brentan abbia fatto tutto da solo e che nessuno si sia accorto di niente, perché Lino Brentan comunque è stato messo lì dalla politica e soprattutto è stato lasciato lì dalla politica e per questo merita un voto. Merita 0 perché voglio dire continua a rimanere col suo stipendio da dirigente, da manager in una società controllata anche dal pubblico e nonostante abbia beccato 4 anni e mezzo per i reati, sappiamo, cioè ha intascato dei soldi per dare dei lavori. Per cui anche là, voglio dire, soprattutto in questo caso io dico un NC ancora per la regione che lascia Lino Brentan dov'è. Lascia un po' perplesso nel momento che uno che si becca 4 anni e mezzo si tiene lo stipendio da manager quando la gente, sappiamo come è ridotta in questo periodo, la gente onesta dico io. Senti, chiudiamo questa pagina, altro argomento che così ha caratterizzato le cronache della settimana, la guerra con il comitato cittadini del Mestre Centro e Bergamo, l'ha aggiunto Orsona, sulla ZTL di Via Verdi, via 20 settembre. Che voto diamo agli uni e agli altri? Beh, io i comitati non li giudico perché un po' giudicare il comitato è sempre pericoloso, nel senso che ogni angolo di una città, di un paese può avere un comitato che difende un equilibrio, no?
Dopo bisogna vedere se rompere quell'equilibrio non fa bene alla comunità intera, per cui è sempre rischioso dire quel comitato è brava la gente che protesta, se non protesta per il suo piccolo orticello. Io tendo sempre di guardare le cose nel loro complesso e nel bene comune della maggior parte delle persone. Detto questo, io credo che la giunta Orsoni in quel caso, conosco quello che leggo, quello che ho sentito, non seguo direttamente, però si sta infilando in un tunnel che ha poche vie di uscita, nel senso che ha messo le mani, ha scoperchiato il fiume, pensa di creare una passeggiata pedonale, di riqualificazione della zona, sicuramente le auto lì diventano in più, no, diventano un elemento di contrasto che può limitare lo sviluppo di questa immagine, diciamo, di zona pedonale. Cosa ne fa adesso la giunta Orsoni delle auto? Le butta via con una ZTL che poi abbiamo visto è stata bocciata clamorosamente dal TAR. Anche lì hanno voluto fare un passo in avanti, magari senza controllare se era possibile farlo, per cui alla giunta Orsoni... perché dobbiamo ricordare che il TAR ha detto non è previsto un parcheggio per concedere alle macchine di trovare un posto per poi raggiungere la ZTL. Ecco. Quindi, voglio dire, la giunta Orsoni in questo momento un 5, perché se no, viva Dio, non puoi fare un passo senza controllare e verificare cosa veramente dice. Ma poi dopo ho letto nei vari giornali, ho sentito alle televisioni una cosa, che mentre l'assessore alla viabilità, alla mobilità, Ugo Bergamo, spinge per la ZTL, ho visto il sindaco che fa un passo indietro, quantomeno è più cauto, lo stesso assessore Bettin dice no, dobbiamo ascoltare le persone. Ma allora io dico, non si potevano ascoltare prima, no? E allora un 5. Senti, vogliamo parlare della sparatoria che c'è stata a Marghera o lasciamo per il momento decantare, vediamo cosa succede questa settimana e ne parliamo la settimana prossima? Allora, lì è dare un giudizio in queste prime ore dalla sparatoria. Sull'escalation di violenza nel quartiere. Ma io non so se ci sia un'escalation di violenza nel quartiere, io dico che ci sono sempre più, anche nelle nostre città e nelle nostre città del Veneto, episodi che caratterizzano le metropoli, sia straniere che italiane, perché le sparatorie in strada, ricordiamoci Napoli, le sparatorie in strada, ricordiamoci Roma, ricordiamoci di Milano, però in genere nelle città piccole, tra virgolette piccole come le nostre, questi episodi non c'erano ancora mai stati, o quantomeno erano casi sporadici che avevano una spiegazione. Proprio la sparatoria di ieri sera dice una cosa: siamo sempre più anche noi inseriti in uno sviluppo della società che va verso, diciamo, ha un contrasto multietnico, perché secondo me lì ci sono questioni multietniche, ma che non riguardano il razzismo per il momento, almeno non si capisce, che ci fanno capire come anche noi siamo finiti in quello che prima magari sentivamo alla TV, no? In America si sono sparati per strada, in Brasile lo stesso, poi è arrivato Napoli con le esecuzioni della Camorra e via dicendo, o Palermo, dicono me. Però qui eravamo rimasti un'isola felice. È difficile in questo momento dire cosa è successo. Io per assurdo dico questo: speriamo che ci sia un valido motivo, che chi è andato lì a sparare aveva un obiettivo su un ristretto numero di persone, perché se i regolamenti di conti avvengono adesso sempre più spesso, quotidianamente in mezzo alla strada, ci può scappare il morto che non c'entra assolutamente nulla con chi doveva essere colpito o con chi ha sparato. Quindi un bel 0, direi, no? Zero a chi? Zero a chi? Zero a una circostanza che si è creata. No, zero, diciamo, a un'evoluzione, a una società che sta cambiando in maniera un po' troppo, strana, un po' così, in maniera violenta, che è pericolosa, proprio perché dico, possiamo essere colpiti tutti quanti noi, io per primo, un'altra persona, passa di là per caso, uno che spara tutti quei proiettili che ha sparato ieri sera, senza tutti mirati alla persona che doveva colpire, possono finire ovunque. Certo. Bene, grazie Carlo per essere stato con noi, direi che è stato un bel battesimo, abbiamo inaugurato bene questa rubrica con te, ci risentiamo quindi con te fra 2 lunedì, lunedì prossimo invece ci sarà Renzo Mazzaro, grazie Carlo. Grazie a voi e buonasera a tutti. E ora il teatro La Fenice è sempre più proiettato verso l'esterno, sono in programma 2 tournée, una in Russia e una in Giappone e sta per partire una web radio aperta 24 ore su 24 e a breve l'archivio sarà digitale e a disposizione di tutti.
La Fenice apre un periodo di grande proiezione verso l'estero con 2 tournée, la prima a Mosca dal 20 al 23 marzo, la seconda in Giappone dal 7 al 20 aprile. A Mosca la Fondazione Veneziana parteciperà al MIT, Fiera Internazionale del Turismo della capitale russa, mentre la terza tournée in Giappone è motivata dall'inaugurazione della nuova Festival Hall di Osaka e relativo 51esimo Osaka International Festival. Ad Osaka, Nagoya e Tokyo la Fenice proporrà l'Otello nell'allestimento di Francesco Michieli e 2 concerti lirico-sinfonici con la direzione di Myung-Whun Chung, dedicati al bicentenario della nascita di Verdi. Intanto a Venezia le prossime opere che andranno in scena tra marzo ed aprile sono La cambiale di matrimonio di Rossini e Il caso Macropulos di Janacek. Il teatro veneziano ha anche completamente rinnovato il proprio sito. Inoltre, il neo direttore marketing e comunicazione Giampiero Beltotto ha annunciato altre novità, come la nascita di una web radio aperta 24 ore su 24 e il progetto Teatro Digitale in collaborazione con la Marsilio per mettere a disposizione di tutti lo sterminato archivio del teatro. E ora il collegamento, come sempre al termine del nostro notiziario, con la redazione del Gazzettino per avere un'anticipazione delle notizie più importanti che saranno approfondite domani e che troveremo nel quotidiano. Siamo in collegamento con Tiziano Graziottin. Tiziano, immagino che l'argomento sia la sparatoria, che credo che domani tutti i giornali dedicheranno ampi spazi a questa notizia. Certamente faremo 6 pagine del Gazzettino dell'edizione di Venezia proprio su questa vicenda che ha sconcertato per la brutalità, per un'esecuzione che è avvenuta alle 20:30 di fronte a tantissima gente scioccata per un fatto così grave, anche proprio sotto un aspetto visivo, perché vedere un inseguimento, colpi di pistola, sapere che una persona è morta, un'altra è gravemente ferita, insomma, evidentemente è una situazione che ha scioccato non solo Marghera, ma direi l'intera comunità di Mestre e di Venezia. Ecco, senti, al di là del fatto che insomma è grave che si siano messi a sparare sulla folla per inseguire chi volevano in realtà colpire, ma è vero che c'è stato uno scambio di persone, che in realtà chi doveva morire è rimasto soltanto ferito e chi è morto invece non c'entrava nulla? Ma questo lo dovranno dire gli investigatori, però a noi risulta che che l'elemento critico tra i 2 era sicuramente il ferito, che è una persona che aveva varie attività che lo avevano portato a entrare in collisione con molte persone. Infatti non si esclude che tutto possa nascere proprio da uno sgarbo grave che il ferito avesse fatto in un recente passato, mentre il morto, che peraltro aveva, da quanto ci dicono i componenti della stessa comunità macedone, rapporti molto sporadici con l'altra persona, insomma, che è stata coinvolta in questo fatto, viene descritta come una brava persona, un lavoratore che probabilmente, ripeto, a quello che sono le risultanze finora, ha avuto solo il torto di essere, come si suol dire, nel posto sbagliato al momento sbagliato. Bene Tiziano, per il momento ci fermiamo qui, sicuramente ci saranno molti sviluppi nei prossimi giorni quando il ferito forse parlerà. Certo che l'episodio è completamente diverso dalle liti e dalle risse che si sono presentate in questi mesi, perché questo è un regolamento di conti ed è una cosa ben diversa e quindi sicuramente nei prossimi giorni sarà sviscerato molto meglio questo episodio rispetto a quanto stiamo facendo adesso. Grazie Tiziano e a risentirci ai prossimi giorni per altre rubriche di Qui Redazione. E intanto le previsioni del tempo. Per quasi tutta la settimana tempo da variabile a instabile, spesso e volentieri perturbato. Martedì 12 marzo, nuvoloso con qualche schiarita, precipitazioni sparse e locali rovesci, foschie nelle ore più fredde, sulla costa rinforzi di vento da sud-est, minime in salita, massime in discesa, mare da calmo a poco mosso.
Mercoledì 13 marzo, cielo molto nuvoloso o coperto con piogge sparse e diffuse, anche a carattere di rovescio, rinforzi dei venti da nord-est, temperature invariate, mare da poco mosso a mosso. Giovedì 14 marzo, pioggia diffusa fino alle ore centrali, in successivo diradamento con possibili schiarite, bora sostenuta sulla costa, valori in lieve diminuzione, compresi fra 6 e 8 gradi. Venerdì 15 marzo, nuvolosità innocua, precipitazioni assenti, massime in abbassamento, minime stazionarie. La marea di martedì 12 marzo è sostenuta, la massima alle 23:10 105 cm, la minima alle 16:50 0 cm. Bene, con questo era proprio tutto, grazie per averci seguiti, grazie per averci scelti, buon proseguimento e buona serata.